Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Maxi sequestro di droga a Catania, 24 kg di cocaina scoperti avrebbero fruttato 5 milioni di euro. Almaviva dice no alla proroga della cassa integrazione, sul tavolo 4 milioni per incentivi all'esodo, l'assessore Tamaio dichiara il sostegno della regione. La riforma dei consorzi di bonifica si farà dopo l'estate. Il presidente della regione non arretra dopo lo stop arrivato all'Ars con un voto segreto che ha visto in azione franchi tiratori, ma nella maggioranza si litiga sulle responsabilità. Sicilia bollente, se Palermo è stata tra le città con bollino rosso, a Caltagirone la colonnina ha segnato 41,8 gradi. Le previsioni dicono che durerà ancora per le prossime ore. Emergenza sicurezza a Palermo, presentato un piano che prevede l'assunzione di 100 nuovi vigili urbani e l'aumento dei presidi fissi nel centro storico. Catania, avviata la maxi bonifica di via Ungaretti, per decenni ridotta a discarica abusiva. L'assessore Pesce dice dopo la rimozione dei rifiuti bisognerà mantenere pulito. Calcio, Catania a Norcia, Trapani a Troina e Siracusa pronto a trasferirsi a Canicattini, tutte al lavoro le siciliane di C. Ieri il Palermo ha ufficializzato Palumbo. Bentrovati, apriamo con una operazione antidroga. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato un dipendente di una nota società di spedizioni che a bordo di un furgone era intento alla consegna di 2 pacchetti contenenti 24 kg di cocaina. L'operazione è il risultato di un'attività di analisi di rischio sulle spedizioni in arrivo via aerea nella provincia etnea che ha consentito di individuare 2 colli sospetti provenienti dalla Spagna e destinati a un soggetto di Catania risultato inesistente. Lo stupefacente, qualora messo in commercio al dettaglio, avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 5 milioni di euro. 2 notizie adesso di incidenti. Un uomo di 74 anni, Damiano Raccuglia, è morto in un incidente stradale autonomo schiantandosi a bordo della sua Fiat Panda contro un muro in via Porcelli a Palermo. Nonostante l'intervento degli operatori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente non mortale ma certamente grave di 3 persone infatti ferite, una delle quali in condizioni gravissime. Il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri sera a Sciacca, in via Roma, in un'area dove vige la ZTL. Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo, travolgendo 3 pedoni, una famiglia di turisti di nazionalità tedesca. Padre, madre e figlia. La donna è ricoverata con un trauma cranico in ospedale. E c'è il no all'8ª proroga della cassa integrazione per i lavoratori ex Almaviva. Il ritardo nella predisposizione del progetto è tale da non giustificare un ulteriore ricorso allo strumento, dopo che gli accordi del 7 gennaio prevedevano l'impegno reciproco a non richiedere altre proroghe. Quella del 31 luglio 2025 è l'ultima, dopo quella del 2024 e del 7 gennaio 2025. Questa è la posizione dell'azienda. Ieri intanto si è conclusa a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la riunione dedicata alla vertenza. Al tavolo erano presenti i rappresentanti del governo nazionale, le organizzazioni sindacali, i vertici aziendali e per la regione siciliana l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, che ha dichiarato il governo, guidato dal presidente Schifani, è accanto ai lavoratori Almaviva dalla prima ora. Oggi, ha detto, abbiamo ribadito con chiarezza che è necessario un atto di responsabilità appunto da parte dell'azienda. Ai consorzi di bonifica il governo regionale non arretra sulla riforma dei consorzi. Dopo lo stop arrivato all'Ars con voto segreto che ha visto in azione i franchi tiratori, il presidente Schifani annuncia la riforma si farà dopo l'estate. Il servizio di Manlio Viola. Sarà riproposta in seguito la riforma dei consorzi di bonifica. Il governo della regione va dritto per la sua strada e non si farà fermare dall'incidente di percorso di ieri, quando all'Ars l'ostruzionismo delle opposizioni e una decina di franchi tiratori hanno impallinato la riforma. A chiarire la linea lo stesso presidente Renato Schifani. La riforma è un punto qualificante del mio programma, dice, un intervento strategico non più rinviabile pensato per rafforzare un comparto chiave dell'agricoltura siciliana e per garantire una gestione più efficiente del territorio.
Non ci fermeremo. Nel frattempo però il governo ha già inserito misure concrete nel disegno di legge di variazione di bilancio all'esame dell'Assemblea, previsto uno stanziamento di 1.800.000 euro per aumentare nel 2025 le giornate lavorative dei 573 addetti ai consorzi, un impegno che ricalca quanto previsto nel testo della riforma bocciata. Intanto oggi un altro nulla di fatto in aula, seduta lampo e chiusura, bisogna riorganizzare le fila. Di fatto l'attenzione si sposta proprio sulla finanziaria bis, che diventa ancora più determinante. Non cambia il cronoprogramma, l'approvazione deve arrivare entro la prima settimana di agosto, altrimenti slitterà tutta la programmazione economico-finanziaria 2025 della Regione e qui Schifani farà sentire il fiato sul collo ai deputati. Infine in maggioranza si continua a litigare. Lega e DC accusano gli autonomisti di essere i franchi tiratori che hanno affossato la riforma e dal Movimento per l'Autonomia si dice chiaramente che quella riforma aveva aspetti non condivisi, ma Gianfranco Miccichè, fondatore di Grande Sicilia ma rimasto nel gruppo misto, che ieri apertamente non ha votato, contrattacca sostenendo che nessuno ha la sfera di cristallo per sapere chi ha votato contro nel segreto dell'urna. E intanto le campagne restano assetate, la rabbia di sindacati e agricoltori. Lorena Dolci. Una riforma annunciata da tempo, al centro di trattative e attesa nelle campagne assetate, ma se i sindacati confederali si sentono traditi, tirano un sospiro di sollievo altre sigle che non credevano alla riforma, denunciando la mancanza di fondi nei consorzi di bonifica. Senza un periodo di rodaggio, questi consorzi già si sarebbero indebitati dal giorno dopo dell'approvazione della stessa riforma, poiché gli impianti di ridistribuzione sono sempre quelli vecchi di 60 anni a questa parte. La rete Colabrodo resta sempre rete Colabrodo, quindi i nuovi consorzi sarebbero nati indebitandosi. Cresce la rabbia fra gli agricoltori che, nonostante gli invasi pieni, restano a secco per una rete fatiscente e la cattiva manutenzione. Questo imprenditore della piana di Catania dovrebbe, secondo turnazione, ricevere l'acqua ogni 16 giorni. E che però non sempre avviene a causa dei continui guasti che ci sono sulla rete principale di distribuzione. L'impossibilità che il consorzio ha a reperire operai e mezzi per ripristinare la rete di distribuzione stessa. Per questo ha dovuto ridimensionare gli investimenti, rinunciando alla coltivazione degli ortaggi e affidandosi solo agli agrumi. Aumentiamo il numero degli invasi nelle aziende in modo tale da accumulare acqua nella stagione delle piogge, oppure siamo spacciati e non possiamo più fare qualità. E veniamo adesso al grande caldo in Sicilia, quasi 42 gradi a Caltagirone ieri, 41 a Caltanissetta, Giuliano e Contessa Intellina, da est a ovest, da sud a nord. Non c'è stata tregua neanche ieri in Sicilia, secondo i dati del servizio informatico agro-meteorologico le temperature restano alte, l'AFA non ha fatto sconti. Tra i punti più caldi anche Eidone, Enna, Riesi con oltre 40 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, a Palermo ieri si è aggiudicato il bollino rosso, giallo a Catania e Messina. Attivate le misure di prevenzione, assistenza domiciliare e informazione con un occhio di riguardo agli anziani e ai lavoratori esposti. Nelle prossime ore, anche per la giornata di oggi, la colonnina di mercurio non accenderà a scendere. Dovremo attendere domenica per l'ingresso delle correnti più fresche da ovest e un po' di vero sollievo dall'AFA. Però vediamo come i siciliani e i turisti hanno affrontato anche ieri la calura estiva. Siamo andati a Siracusa. Siamo nella settimana forse più calda dell'estate, lo si urla al mercato, lo si percepisce ovunque. Diciamo che oggi è un po' più ventilato forse rispetto agli altri giorni, però sempre il caldo è costante. I rimedi per resistere al caldo sono sempre gli stessi. Un po' di acqua fresca, un po' di ghiaccio e non pensarci. Bevendo molta acqua e degli integratori a base di magnesio e potassio. Restando a casa con l'aria condizionata dalla mattina alla sera. E sulla tavola non possono mancare frutta e verdura. Io mi cibo di frutta e di verdura. No, anche le proteine, però con il caldo si può mangiare solo frutta. E il pesce, poi per il resto le carni quasi niente. A Ortigia i turisti ne approfittano per gustare un seltz ghiacciato. Freschissima e buonissima, molto buona.
direi rinfrescante. Nemmeno il caldo, però, ferma chi è in giro alla scoperta della Sicilia. Ma chi può va al mare per fare un tuffo rigenerante. Oggi vedremo con questo freschetto si sta veramente bene. Il mare è stupendo, si sta proprio bene. Cambiamo decisamente pagina, potrebbe esserci una partita di droga non pagata dietro alla sparatoria nel quartiere Bonaggia di Palermo. La vittima, un uomo di 54 anni, è stato ferito alle gambe. Marco Gullà. I residenti, sentendo i colpi di pistola, hanno immediatamente chiamato la polizia. Ben 10 colpi sparati. Ad avere la peggio, un uomo di 54 anni, Salvatore Faia. Bonaggia, periferia di Palermo, si torna a sparare. L'uomo ha riportato varie ferite alle gambe ed è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale civico. Non è in pericolo di vita. Dietro alla sparatoria che ha scosso il quartiere palermitano potrebbe esserci un regolamento di conti, una partita di droga non pagata. L'uomo per quasi tutta la notte è stato sentito dagli agenti di polizia per cercare di risalire alle cause del ferimento e all'autore o agli autori dell'agguato. Essendo pregiudicato e avendo anche precedenti per spaccio di droga, la pista privilegiata in questo momento dagli investigatori è proprio quella che porta agli stupefacenti. Subito dopo l'agguato, alcuni residenti hanno chiamato immediatamente la polizia. La scientifica è stata al lavoro fino a tarda notte per scovare altri dettagli utili alle indagini. 100 vigili urbani, ma in più naturalmente, ma probabilmente solo dal mese di settembre. Nella Palermo, ostaggio dei violenti, il sindaco La Galla si prepara a riferire in Consiglio Comunale le decisioni ratificate in prefettura. Manlio Viola. Da una parte un nuovo piano sicurezza da definire in prefettura con l'aumento dei presidi fissi nel centro storico, dall'altro operazioni ad alto impatto delle forze dell'ordine che si susseguono ma colpiscono più i commercianti che i violenti. Nel mezzo il via al concorso per assumere 100 nuovi vigili urbani in una città che avrebbe bisogno forse di 1000 uomini in più per controllare il territorio. Nella Palermo, ostaggio dei violenti che attaccano tanto i locali quanto i turisti, a volte per il semplice piacere di picchiare, si tenta di correre ai ripari. Per il ministro Piantedosi, venuto in città per il 19 luglio, l'esercito c'è già, ma il ministro si riferisce all'operazione Strade Sicure, 640 militari divisi fra tutte le 9 province dell'isola, senza compiti di pattuglia e nemmeno poteri di pubblica sicurezza. Insomma, l'effetto deterrente dovuto alla loro presenza in giro non si vede proprio. E il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, assediato dai problemi della città, rischia che proprio l'allarme sicurezza lo travolga. Domani alle 12 riferirà in Consiglio Comunale sulle prossime mosse, ma ieri, prima di questo passaggio, ha riunito la sua maggioranza per cercare di fare quadrato. Se Roma non viene in aiuto sarà difficile far scemare questo senso di insicurezza diffuso e nonostante l'ordine pubblico non sia in capo al primo cittadino, resta lui il front office della città. La Siracusa-Gela, ovvero l'Eterna incompiuta, realizzati 60 km su 115, il progetto è esecutivo, ma mancano i finanziamenti. La CGIL Ragusa protesta per l'inerzia istituzionale. Veronica Barbarino. La chiamano l'autostrada fantasma e l'incompiuta Siracusa-Gela. La A18 è un progetto gestito dal CAS e concepito negli anni 70 come arteria vitale di collegamento per 115 km tra le due città della Sicilia sud-orientale. Il completamento sarebbe dovuto avvenire nel 1973. Ad oggi invece sono stati realizzati solo 60 km fino a Modica. Il lotto successivo, quello che toccherebbe le città di Scicli e Ragusa, già oggetto di progettazione esecutiva dal 2011, rimane un miraggio. Alla base la mancanza di finanziamenti. I costi infatti sono lievitati negli anni da 350 a 640 milioni di euro. Perché dopo il definanziamento dell'opera dovuto alla distrazione dei fondi sul ponte sullo stretto, realizzato tra l'altro dalla stessa parte politica, non ci sia stato lo stesso impegno per trovare i finanziamenti. Noi chiediamo che la politica si attivi affinché la Regione, che pure aveva promesso a febbraio 2024 tramite il suo assessore Aricò la presenza di 499 milioni sul Fondo di Sviluppo e Coesione, fondi adesso spariti, si attivi affinché la Regione e il Ministero avviino un dialogo e un confronto serrato finalizzato a trovare i fondi. Secondo la CGIL, l'inerzia istituzionale rischia di far scadere le autorizzazioni ambientali e i vincoli di esproprio, con la concreta possibilità che tutta la progettazione venga vanificata. Il sindacato quindi non intende fermare la protesta fino a quando non vedrà il cantiere aperto.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi torneremo, andremo a Catania per mostrarvi la bonifica della discarica di via Ungaretti. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania è stata avviata la maxi bonifica di via Ungaretti, che per decenni è stata ridotta a discarica abusiva. Sentiamo Tonino De Mana. La controffensiva dell'amministrazione Trantino contro gli incivili passa anche da via Ungaretti, trasformata per anni in discarica abusiva ed ora sottoposta ad un massiccio intervento di bonifica. Dopo le tante segnalazioni dei residenti e i nostri servizi denuncia, è stato avviato un maxi intervento per rimuovere tonnellate di rifiuti che rendevano quasi impraticabile la strada, bloccando l'accesso ad alcuni terreni comunali e privati. L'incendio di maggio, che ha messo a repentaglio anche la vita di alcuni animali, è stato forse l'input per fermare l'incontrollato ed ingiustificabile abbandono dei rifiuti. Cerchiamo di restituire al nostro territorio un'area che per anni è stata deturpata da incivili che sistematicamente hanno abbandonato ogni tipo di rifiuti. È un'operazione complessa perché c'è da rimuovere tonnellate di spazzatura. Sì, tonnellate di rifiuti e in questo momento per esempio si sono accorti gli operatori che ci sono anche rifiuti speciali. Completata la bonifica c'è un altro step, forse quello più difficile, quello di evitare che la discarica torni ad essere presente in via Ungaretti. Infatti questo processo avviato oggi porta appunto a preservare questo territorio. Con il sindaco abbiamo pensato proprio a delle soluzioni anche drastiche, quelle di impedire l'accesso, telecamere e anche vigilanza da parte della polizia locale compatibilmente con le esigenze del corpo. La signora Agata, che più volte si era rivolta alla nostra redazione, tira un sospiro di sollievo. Io principalmente voglio ringraziare l'assessore Pesce perché ha preso a cuore questa situazione come in altre zone. Ringrazio voi perché mi siete stati di grande sostegno e di grande aiuto. Le bonifiche, precedute da un'accurata ricognizione, interesseranno anche Fondo Romeo, via Calliope e l'area circostante, l'istituto comprensivo Vitaliano Brancati a Librino. Proseguono intanto i passi della città di Catania per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. È in gioco una visione del futuro, spiega il responsabile della società di consulenza per la compilazione del dossier, Orazio Longo. Il Palazzo della Cultura di Catania ha ospitato un incontro pubblico verso la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. L'intento è quello di costruire in modo condiviso il dossier con il mondo culturale cittadino rappresentato da oltre 100 realtà. L'apertura dei lavori è stata affidata al sindaco Trantino e al direttore cultura Paolo Di Caro. L'incontro si è svolto in forma laboratoriale e articolato in 5 tavoli tematici. Le indicazioni emerse saranno ora elaborate e integrate nel documento finale insieme alle proposte che arriveranno tramite la Call for Ideas, aperta fino al 28 luglio. È in gioco una visione sul futuro, spiega Paolo Dalla Sega della società di consulenza PT's Class. Non è in gioco un titolo soltanto, è proprio in gioco una visione sul futuro. Sappiamo bene infatti che la competizione a Capitale Italiana della Cultura non premia la città più bella, ma la città con il progetto più bello, con la visione più bella di futuro. E più bello vuol dire più ricca, più capace di sviluppare capacità, energie, talenti e proprio più anche, come si può dire, appassionata e affettuosa verso la città in cui viviamo. Ci fermiamo ancora e poi il calcio con il calciomercato. Siamo al calcio, altro acquisto ufficiale per il Palermo. Antonio Palumbo è un nuovo calciatore rosanero. Si è conclusa con esito positivo infatti la trattativa che ha portato il fantasista napoletano in rosanero. Palumbo arriva dal Modena e ha firmato un contratto pluriennale. Contestualmente Francesco Di Mariano è passato al Modena a titolo definitivo. Palumbo già adesso si troverà in ritiro in Valle d'Aosta a partire proprio da oggi agli ordini del tecnico Pippo Inzaghi. E adesso alle siciliane di C che sono tutte al lavoro. Il Catania a Norcia, il Trapani a Troina, il Siracusa ancora in sede prima di trasferirsi a Canicattini. Ma sentiamo Francesco Triolo.
Il lavoro non manca nel ritiro del Catania Norcia e neanche l'affetto dei tifosi che hanno raggiunto la località umbra dove i rossazzurri stanno preparando la prossima stagione. Una decina da ogni parte d'Italia già nella giornata di ieri hanno iniziato ad affacciarsi dalle parti degli allenamenti diretti da Mimmo Toscano, che fa sudare tanto la squadra in mattinata concede qualcosa nel pomeriggio come la partitella in famiglia su un campo ridotto, giusto per cominciare a far crescere agonismo e competizione, ma soprattutto per mettere in pratica quanto provato senza avversari nei primi giorni di allenamento tattico. Ancora è tutto in fase embrionale e quindi anche la sgambatura sotto gli occhi del direttore sportivo Ivano Pastore da considerarsi soltanto una parte di allenamento. L'unica novità è quella di Carmelo Forti, il centrocampista classe 2006, che si è aggregato alla prima squadra. Sul fronte mercato tiene banco il sondaggio che i rossazzurri avrebbero fatto per Tumminello. Serve un'offerta importante, anche se col Crotone si sta discutendo di Peralta, ma il DS Pastore ha nel mirino sempre Vallocchia della Ternana ed è questa quella che viene considerata la priorità in questo momento. A Siracusa si cerca di completare pian piano la rosa dopo Iobbe e Farroni. Il club è vicino all'ingaggio del difensore Etienne Catena dal Cagliari, ma lo scorso anno in prestito alla Virtus Verona. C'è poi il caso Sus, il difensore argentino aveva salutato ed era pronto ad accettare una ricca offerta della Scafatese, ma il presidente Ricci in conferenza stampa ha annunciato che è ancora contrattualizzato col Siracusa per i prossimi 2 anni ed è pronto a dargli la fascia di capitano. Una situazione ingarbugliata da risolvere per il DS Laneri. Intanto la squadra ha iniziato la preparazione in sede e fra qualche giorno si sposterà in collina a Canicattini Bagni, a 20 km dal capoluogo. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi lascio alla rassegna stampa. Il telegiornale tornerà alle 14.